Bentrovati amici, oggi è una puntata davvero speciale con padre Salvatore Bucolo. Siamo veramente felicissimi e contenti di presentarvi l'ospite che tra poco vi sveleremo. Iniziamo questa nostra trasmissione proprio con un brevissimo video, con un intro che ho chiamato così, che vi farà capire di chi parleremo e con chi ne parleremo. Ecco, da queste immagini avrete sicuramente capito che noi parleremo di Carlo Acutis e lo faremo con sua mamma, la signora Antonia Salzano. Abbiamo intitolato questa nostra trasmissione Carlo Acutis, un figlio che cambia sua madre. Antonia, grazie per essere qui con noi. Si ritrova in questo titolo di trasmissione? Sicuramente un po' sì, ecco. Certo, è un'esperienza che non tanti hanno, ecco, quello di vedere un figlio canonizzato, quindi indubbiamente è un po' una situazione speciale. Eh sì, perché siamo abituati a, quando si parla di santi, a pensare a delle persone che sono vissute anni fa, o meglio, secoli fa. E invece dobbiamo subito Certo. dire che Carlo Acutis è un ragazzino di 15 anni, morto a 15 anni con una leucemia fulminante ed è morto 20 anni fa. E quindi diciamo che è un contemporaneo, è considerato un mago di internet, navigava tranquillamente in internet, realizzava dei video, ma fin da bambino ha, come dire, manifestato questa sua grandissima fede in Dio, una fede che probabilmente voi in famiglia non vi siete subito spiegati, insomma, perché non era, da quello che ho potuto studiare della vostra famiglia, non eravate una famiglia particolarmente praticante, insomma non avevate, come dire, condotto Carlo in chiesa, indottrinato in qualche modo. È stato proprio Carlo a manifestare questa sua grande fede e a trasferirla in un certo senso a voi genitori. Ma io dico sempre che Carlo per noi è stato come un salvatore, nel senso che soprattutto io che ero poi quella che stava più con Carlo perché mio marito lavorava moltissimo, era più religioso mio marito, ma sono stata io che sono in un certo senso stata indottrinata da Carlo. Carlo è nato costituzionalmente pio. Ecco, a 3 mesi prima parola, a 5 mesi già parlava e anche con la fede era anticipatario. Dico sempre che correva avanti il tempo, Carlo, perché veramente era molto precoce in tutto. Anche questa fede innata proprio. Passavamo davanti le chiese, voleva entrare, salutare Gesù, la Madonna, cogliere i fiori, voleva che gli si leggesse la Bibbia, le storie dei santi, tanto più che a 7 anni fece la prima comunione e scrisse in quell'occasione essere sempre unita a Gesù, questo è il mio programma di vita e da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni, fare l'adorazione eucaristica tutti i giorni, prima o dopo la messa. Indubbiamente per essere stato ammesso così precocemente era perché indubbiamente aveva una conoscenza della fede speciale, fu d'altra parte interrogato da Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Macchi che fu segretario di Papa Paolo VI, quindi indubbiamente una persona molto autorevole, che lo ritenne idoneo proprio data la sua preparazione incredibile. E quindi, insomma, a volte il Signore scrive le storie al contrario, di solito sono i genitori, e in questo caso è il figlio che ha trasmesso la fede soprattutto a me che ero la madre. Padre Bucolo, come possiamo spiegare tutto questo? Ma spiegare più che altro riconoscere l'opera della grazia di Dio. E la mamma ha detto una cosa molto importante: in genere, forse più normale, più ovvio, più scontato, che sono i genitori che trasmettono la fede ai loro figli, tant'è vero che quando i genitori chiedono il battesimo, una fra le domande è che loro sono i primi educatori alla fede. Qui abbiamo una storia straordinaria, un figlio
che in modo straordinario, in modo inaspettato, alla madre, alla famiglia, a tutti, trasmette una fede in Gesù Cristo. E questa è solo opera della grazia. Sicuramente c'è la docilità di Carlo, il suo carattere, chiaramente cose che la mamma sa bene, ma in ogni caso chi più della mamma intravede una novità che viene dall'alto. Quindi vedere qui la mamma e anche il titolo, un figlio che cambia sua madre, e giustamente la mamma ha utilizzato un termine importante, mi ha salvato, perché alla fine cosa può dare un figlio che incontra il Signore se non la salvezza? Salvezza nel senso capire cos'è veramente vivere, capire che ciò che dà senso, ciò che dà bellezza alla vita è quell'eternità che solo e soltanto Gesù Cristo ci ha rivelato, e di questo Carlo è un testimone unico. E tra l'altro la sua età, il fatto di essere un santo giovane all'età di 15 anni ci mostra che la santità non ha età. È stato un percorso, quello di Carlo Acutis, veramente speciale, unico, che può dare tantissimo ai ragazzi di oggi, che possono sicuramente sentirlo molto vicino. Antonia, c'è un video che mi ha particolarmente colpito, adesso io lo chiamerò, dove Carlo dice sono destinato a morire, e poi da lì a poco è morto. Dobbiamo specificare che Carlo non era malato, cioè Carlo stava benissimo. La sua malattia è stata fulminante, quindi in una settimana Carlo si è ammalato, tutto è iniziato con una febbre, voi pensavate fosse una semplice influenza, poi arrivati in ospedale avete invece scoperto che si trattava di leucemia fulminante, che le ha portato via in pochissimo tempo, ma anche in ospedale Carlo ha mostrato la sua santità nel dare conforto ad altri malati, a sopportare le sofferenze come un'offerta a Dio, senza lamentarsi, senza ritenersi una vittima. Ma c'è questo video che mi ha particolarmente colpito e vorrei che, come dire, lo commentassimo insieme. Prego, regia. Sono destinata a morire. Ecco, Antonia, lei come possiamo spiegare questo? Cioè, Carlo sapeva che da lì a poco sarebbe morto, pur essendo pieno di vita in quel momento. Aveva un rapporto speciale. Ecco, prego. Sin da piccolo lui sempre diceva che sarebbe morto con una vena che gli si rompeva nel cervello, e in effetti è morto da un'emorragia cerebrale provocata dalla leucemia. Quelle sono quelle cose misteriose che il Signore ispira evidentemente, e ci ispira tutti, per carità, però insomma in questi casi che poi diventano pubblici, ecco, fa più effetto. E poi Carlo sempre diceva io sarò sempre giovane, faceva delle frasi strane che lì per lì non capivamo, poi l'abbiamo capite dopo, che in effetti Carlo avrà sempre 15 anni. Carlo non aveva paura della morte, diceva che la morte è il passaggio alla vera vita, e chi ha paura della morte vuol dire che ha, diciamo, un problema con la fede, con la virtù della fede. Diceva che ogni giorno va vissuto come se fosse l'ultimo della nostra vita, e che se gli si chiedeva cosa vuoi fare da grande, diceva preoccupiamoci del momento presente, no? Ecco, viviamo bene il qui e ora, ecco. Non preoccupiamoci troppo, chissà che farò, che non farò, non sapremo se saremo ancora vivi. Queste erano frasi che lui faceva spesso, soprattutto gli adulti chiedono spesso cosa vuoi fare da grande, e Carlo faceva sempre risposte che lasciavano abbastanza, diciamo, interdetti, insomma, incuriositi, perché non erano risposte usuali che un giovane normalmente dà. E Carlo fece questo viso 2 mesi prima di morire, e io lo trovai casualmente perché una mattina mi svegliai, sentii come una voce, sembrava quasi una locuzione, io non sono una mistica per carità, ma sentii questa cosa, era morto Carlo ormai già da 2 mesi, e, più o meno 1 mese e mezzo, e sentii questa voce che diceva testamento. Allora mi venne in mente che avesse lasciato qualcosa di scritto. Andai in camera e cercai, ma non trovai nulla, finché non aprì casualmente il computer. Trovai questo di Carlo, trovai questo video sul desktop e mi incuriosì, lo cliccai e trovai proprio questa cosa, no? Quindi io l'ho visto un po' come
è come se un destino, perché poi di fatto Carlo, sapete che a Milano c'è la pesca del Santino che si fa ogni anno all'inizio dell'anno, che è il santo che ci guiderà e ci proteggerà tutto l'anno. Carlo aveva sempre preso in passato la Madonna, San Giuseppe, la Trinità, la Sacra Famiglia. Infatti dicevamo sempre, ma Carlo non prendi mai un santo normale. E quell'anno invece, l'anno che morì, il 2006, prese proprio Sant'Alessandro Sauli, che è un santo patrono della gioventù studentesca, è stato un vescovo sepolto a Pavia, tra l'altro Barnabita, e non casualmente era Barnabita perché il direttore spirituale di Carlo era un Barnabita, era stato Barnabita, quindi diciamo questa cosa era un po' strana, però poi la morte proprio di Carlo fu proprio il giorno che si festeggia questo santo, quindi sembrava proprio una cosa destinata dal cielo, ecco, qualcosa che inenuttabile, ecco. Carlo aveva questa chiamata, ecco, questa vita che è sempre stata, io dico high speed, sempre velocissima, perché tutto, lui è stato sempre molto veloce in tutto, ecco, a 9 anni già programmava, usava i testi di ingegneria informatica che normalmente si utilizzano nelle facoltà universitarie, faceva programmi di statistica in C, C+, era veramente un genietto dei computer, ma lui lo utilizzava per fare il bene, perché ha fatto tante mostre, tra cui quella dei miracoli eucaristici, che sta girando tutti i continenti in migliaia e migliaia di parrocchie. Solo negli Stati Uniti è andata in più di 10.000 parrocchie e calcoli che sono 18.000 parrocchie. Quindi diciamo che Carlo non aveva paura della morte. Carlo anche lì, quando io lo portai in ospedale, che ancora non si sospettava che avesse una leucemia, disse: mamma, io da qui non esco vivo, ma ti darò tanti segni, non ti preoccupare. Se gli credevano i medici, soffri, sempre col sorriso, diceva c'è gente che soffre più di me. E soprattutto quando si pensava all'inizio che fosse una banale influenza, perché Carlo aveva avuto, come tutta la metà della sua classe, raffreddore, un po' di mal di gola, disse: offro le mie sofferenze per il Papa, la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Ecco, questa offerta a noi ci sembrava un po' che scherzasse, perché chi avrebbe mai pensato un ragazzone così sano che celava poi una malattia mortale? Nessuno avrebbe mai immaginato questo. E invece di fatto Carlo se lo sentiva, no? Questa vita che fuggiva, no? Una vita corta che però è stata pienamente vissuta. Carlo con la sua fede ha contagiato tante persone e continua a contagiarle. E sicuramente in Carlo c'è un disegno di Dio, un disegno superiore, che noi siamo solo semplici strumenti. Io per prima non ho particolari meriti per aver avuto un figlio così, nel senso che io sono una persona che sicuramente c'erano mamme molto più meritevoli e più brave di me, però poi il Signore scrive sempre dritto nelle righe storte, no? E quindi io sono la riga storta in cui è scritto dritto, ecco. Certo, sicuramente Carlo, per dire tutto quello che poi stiamo conoscendo, aveva un'unione intimissima con Dio. Su questo non ci sono dubbi. Padre Bucolo, come possiamo commentare quello che sinora Antonia ci ha raccontato? Mi piace sottolineare due cose. Uno è l'immediatezza con cui Carlo comunicava, che è l'immediatezza di una fede, perché io penso quando una fede è incisivo, cioè è immediato, no? Perché c'è questa relazione, come dicevi, col Signore. E poi l'altro, non voglio esagerare, ma in questo momento mamma Antonia mi sembra di avere mamma Maria, colei che serbava nel suo cuore. Giustamente mamma Antonia ci aspetta, non esageriamo, e lo capisco, però è anche vero che è chiaro, una mamma si trova a serbare, a tenere dentro di sé quelle cose che giustamente dico, ma cosa vuole dire? Ma cosa mi sta dicendo? Cosa sta comunicando? E giustamente nel tempo, no? Perché poi è chiaro, quando uno conserva nel suo cuore, poi ci pensa, ci ripensa, soprattutto ci prega e vede come c'è un filo dorato di Dio. Quindi io credo che veramente solo serbando nel cuore quanto uno ci dona, poi nel tempo si rivela, e in ogni caso è chiaro, rimarrà sempre soltanto un mistero, ed è la cosa più bella, il fatto che rimane il mistero di Dio,
che si fa carne in modo incredibile, e Carla Acutis, e in questo caso abbiamo qui la mamma, ne è un segno, non servono commenti, non servono frasi, è un fatto in cui forse l'atteggiamento più bello è quello della contemplazione, dire wow Signore, quante cose grandi riesci a fare tu, a prescindere dalle nostre aspettative e dai nostri meriti. Bene, ci fermiamo per pochissimi istanti e continueremo a parlare con Antonia Salzano, che è la mamma di Carlo Acutis. Capiremo un po' di più la vita di questo santo, perché dobbiamo ricordare che Carlo Acutis è un santo proclamato dalla Chiesa, proprio da Papa Leone XIV. Non solo scopriremo la vita di Carlo, ma scopriremo quello che di bello e di grande Carlo fa nella vita di tanti fedeli, di tanti ragazzi, ma anche nella vita della mamma, che ci sta raccontando proprio Carlo. A tra poco. Ecco, ci stiamo dedicando questa nostra trasmissione alla vita di Carlo Acutis, ed è con noi la mamma di Carlo Acutis, la signora Antonia Salzano. Antonia, noi vogliamo farle vedere adesso un video che è stato realizzato da dei ragazzi che, sapendo che avremmo dedicato questa nostra trasmissione proprio a suo figlio, hanno realizzato questo piccolo video, proprio è di pochi secondi, glielo mostriamo. Gabby, tutto bene? Che si dice? Insomma, quel bambino l'altro giorno ha detto delle cose davvero profonde, mi ha messo davvero in crisi. Ma chi, Carletto? Ma c'ha 12 anni, 13 anni? Circa 15. Ma il punto è che mi ha destabilizzato parecchio, e anche sua madre aveva una luce diversa negli occhi. Evidentemente la santità passa da un cuore puro, semplice e spontaneo. Cuore puro, semplice e spontaneo, questi ragazzi hanno voluto realizzare questo video, Antonia. Ecco, qual è, come dire, come reagivano i ragazzi che conoscevano Carlo e come reagiscono quelli di adesso quando sanno che Carlo è un santo? Ma diciamo che per usare un termine, Carlo è radioattivo di Gesù, nel senso che lo era in vita, lo è anche adesso, nel senso che questa sua grande fede contagia, trascina, e certo che il Signore attraverso Carlo richiama tanti giovani all'essenziale della vita, che è innanzitutto capire che siamo pellegrini dell'assoluto e che siamo tutti chiamati alla vita eterna, che esiste una vita meravigliosa che ci spetta. Dio ha preparato un posto, come ci dice nel Vangelo, per ognuno di noi, e questo posto ci aspetta. Quindi che dobbiamo vivere sempre capendo che la vita passa veloce e che dobbiamo cercare in questa vita di entrare in amicizia con Gesù, soprattutto conoscerlo, amarlo, e per poterlo godere poi nell'altra vita, perché questo è quello che poi ci aspetta. Però dobbiamo entrare in questa relazione personale. Carlo aveva questa relazione personale con Gesù, che oltre a vivere la messa quotidiana, l'adorazione eucaristica quotidiana, il rosario quotidiano, la preghiera anche liturgica, perché Carlo faceva sempre o le lodi o i vespri o con la compietta, comunque poi si nutriva della parola di Dio, leggeva sempre la Bibbia. Ecco, ma diciamo viveva questa presenza dentro nella sua giornata, la presenza di Dio, la presenza che si manifestava in questa pace, in questa serenità, in questa gioia. Non ho mai sentito Carlo lamentarsi. Ecco, era un ragazzo sempre molto ottimista, anche nei momenti della morte, è sempre stato col sorriso. Perché? Perché Carlo, vivendo questa presenza che abbiamo tutti, perché abbiamo ricevuto il battesimo, di fondo la Santissima Trinità dimora dentro di noi, siamo Tempio dello Spirito Santo, solo che come vivere questa presenza? Bisogna imparare a fare dei momenti di silenzio durante la giornata, dei momenti, dare spazio a Dio con delle preghiere, e soprattutto fare come Carlo, che riusciva a fare tutto in Gesù, per Gesù e con Gesù. Quindi la sua vita diventava una preghiera continua, perché vivere la fede non è solo andare la domenica a messa o qualche volta in più, oppure dire il rosario, ma è, diciamo, vivere questa unione con Cristo quotidianamente. Ecco i santi della porta accanto, sono coloro che vivono la presenza di Dio.
Questa presenza che deve essere forte nella nostra vita si deve percepire, perché quando uno vive questa unione con Cristo, gli altri se ne accorgono, sentono che c'è qualcosa, come quando siamo attratti da dei monaci magari che pregano, ecco, o quelle situazioni quando incontriamo questi monaci di clausura, di queste monache, no? Che lei sente quella pace, quella serenità, è perché queste persone sono strettamente unite a Dio, lo Spirito Santo è dentro di loro e si percepisce, non c'è niente da fare, come quando vai nei santuari e senti quell'aria leggera. Questo perché ci sono queste persone che veramente riescono a realizzare questo. È possibile farlo perché Dio chiama tutti ad essere santi, ad essere speciali, perché ognuno di noi, come diceva Carlo, tutti nascono originali. Qualcuno muore fotocopio purtroppo, però l'originalità è quello a cui siamo chiamati. Originalità nel senso che ognuno di noi speciale è chiamato alla santità. Gesù dice: sì, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Quindi dobbiamo darci da fare. Anche questi giovani che hanno parlato sono ragazzi che certamente in ricerca, ragazzi chiamati a grandi vette, a grandi cose, perché il Signore chiama tutti. Ecco, però bisogna con la volontà aderire. Ecco, la santità dipende dalla nostra volontà. D'altra parte le virtù per cui la Chiesa ti dichiara santo, si vive eroicamente le virtù cristiane, che sono fondamentalmente 7: la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la fortezza, la temperanza e la giustizia, fortezza, prudenza. Ecco. Sì. Però il problema qual è? Che ce ne sono molte di più, ci sono anche oltre 50 secondo la scuola domenicana. Ma il problema è che dipendono da noi queste virtù. Sì, proprio così. E quello che sorprende sono proprio le frasi di Carlo Acutis. Le frasi, diceva, l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo. Padre Salvatore Bucolo. Sì, no, la mamma è andata veramente al cuore, cioè ok, è importante la messa, importante è il cammino di fede, è importante tutto ciò che fa parte della nostra vita ecclesiale, ma il cuore è la relazione con Cristo, cioè tutto dipende dalla relazione con Cristo. Ecco, Antonia, quello che sorprende sono alcune frasi di Carlo Acutis che proprio sono rimaste ormai celebri, tipo l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, oppure il rosario è l'appuntamento più galante della mia giornata. Ecco, sicuramente queste sono frasi che lui faceva perché Carlo è stato un po' profeta, no? Quando Carlo era in vita non c'era ancora Facebook, Twitter, che adesso si chiama X, tutte queste cose. Ma Carlo già aveva un modo di comunicare, essendo stato anche catechista per 5 anni. Prima era aiuto catechista e poi è diventato catechista, perché ha insegnato il catechismo, era un suo desiderio grande, questo ci teneva moltissimo. Sapete che poi ha fatto queste mostre, tra cui quella dei miracoli eucaristici che gira tutti i continenti, ma quello che è importante capire è che Carlo queste frasi le faceva, ma soprattutto diciamo, testimoniava questa presenza di Cristo in lui, perché Carlo veramente viveva la presenza di Dio durante la sua giornata. In fondo i santi della porta accanto sono persone che vivono alla presenza di Dio, riescono a far sì che la loro vita sia trasfigurata da Cristo e come faceva Carlo, che faceva tutto in Gesù, per Gesù e con Gesù. Ovviamente questo come avveniva? Dando degli spazi a Dio durante la giornata, recitando il rosario quotidianamente, poi Carlo andava a messa tutti i giorni, l'adorazione eucaristica, la lettura della parola di Dio, ma anche facendo delle piccole giugulatorie, momenti di silenzio in cui ringraziava Dio per quello che gli dava. Ecco, tutto questo, se noi facciamo tutto in Gesù, per Gesù e con Gesù, la nostra vita diventa una preghiera continua. E questa preghiera continua, che poi gli altri percepiscono, questa presenza di Dio dentro di noi, che diventa contagioso. E certamente quando si sta di fronte a volte a dei monaci, delle monache di clausura, che si sente quella leggerezza, o si entra in un santuario, no? Che si sente un'aria leggera. Ecco, perché c'è questa presenza forte dello Spirito Santo, di Dio, degli angeli? Ecco, e questo avviene soprattutto se si vive in unione con Cristo, se veramente avviene questa connessione col cielo,
perché Carlo diceva che se non ci connette a internet siamo disperati, ma se non c'è questa connessione col cielo, con la preghiera, che poi è un modo di comunicare, nient'altro, perché tu comunichi con Dio, ma soprattutto vivi questa amicizia col Signore, ecco, allora poi diventa veramente la tua vita la testimonianza di questa storia di amicizia che tutti siamo chiamati ad avere con Cristo, ma che però molto spesso noi, per le nostre occupazioni quotidiane, per la nostra a volte accidia, anche mancanza di voglia, di apatia, ecco, non vogliamo provare ad avere, e questo purtroppo, e i santi invece ci insegnano che è possibile, e tutti dobbiamo fare uno sforzo, tutti siamo originali. Qualcuno muore fotocopia, diceva Carlo, fotocopia si muore se non si realizza quel progetto di santità unico e ripetibile che Dio ha pensato per ognuno di noi. Antonio, mi viene adesso in mente proprio una domanda da rivolgerle. Molte mamme che hanno perso dei figli dicono che se li sentono vicini, quanto più penso lei, che non solo ha perso un figlio perché Carlo non c'è più accanto a lei, ecco, però la sua vita com'è cambiata quando Carlo è andato in cielo, è nato lì? Beh, certamente io sento molto questa presenza di Carlo, anch'io ho fatto un cammino, io vado a messa tutti i giorni, l'adorazione eucaristica quotidiana, il rosario, la preghiera, la lettura della parola di Dio, e naturalmente quando tu partecipi alla messa hai tutto il cielo, no? Perché è tutta la corte celeste, quindi io sento molto la presenza di Carlo durante la messa, soprattutto quando, ecco, questi momenti di preghiera, e Carlo si fa sentire in tanti modi, sia diciamo a livello diciamo interiore, nel senso che io sento proprio che c'è questa ispirazione di Carlo, questo fatto di avvolgermi un po' nelle sue braccia, ma anche sento molto attraverso le testimonianze di tutte le persone che ogni giorno, più o meno ogni giorno, riceviamo notizie da tutto il mondo di possibili miracoli, di conversioni, di persone che dicono di aver avuto delle grazie. Quindi Carlo si fa sentire anche attraverso gli altri, perché la testimonianza ormai, Carlo, non è più solo mio, è di tutta la Chiesa, quindi ovviamente ecco, io lo condivido con tutti, quindi a me fa piacere quando riceviamo queste notizie, queste belle notizie, no? Di come Carlo, l'intercessione di Carlo sia così potente e stia aiutando così tante persone, e quindi diciamo che non sento mai questa mancanza, Il nostro è stato un arrivederci. Speriamo però di poter andare in paradiso, perché potrebbe essere che io vada in purgatorio, poi viene a trovarmi in purgatorio, perché lui è in cielo, io non lo so se ci vado diritto in paradiso, però ci auguriamo di sì. Padre Bucolo, qui abbiamo una mamma che veramente, possiamo dire, è sulle orme di suo figlio. Carlo andava in chiesa tutti i giorni, faceva l'adorazione, pregava. La mamma di Carlo, ci ha raccontato, non era abituata a fare questo, però adesso sulle orme di suo figlio fa esattamente quello che Carlo faceva nella sua vita. Esattamente. Poi io penso la cosa inedita, e sicuramente mamma Antonia chissà quante volte ci pensa e ci ripensa, l'essere madre di un santo, ed è bellissimo ciò che ha detto, questo santo è un dono per tutta la Chiesa, e qui è straordinario, no? E questo ci mostra come realmente il cuore di Carlo è questa connessione con Cristo, perché quanto si è profondamente connessi con Cristo, e mi piace utilizzare il linguaggio della mamma, si contagia la fede a tutti. Quindi la connessione con Cristo diventa la connessione con tutti gli altri, e abbiamo bisogno giustamente di cristiani come Carlo che non parlano solo della fede, non dicono parole, ma con la relazione quotidiana con Cristo contagiano questa presenza del Signore. Oggi più che mai, in un momento lacerato da violenze, da guerre, da egoismo, abbiamo bisogno di un Cristo che veramente ci doni la pace e che soprattutto ci mostri come la via dell'amore, la via della santità è l'unica via vera che dona gioia alla nostra esistenza. Di questo ringrazio mamma Antonia, e sono sicuro che la sua presenza nella Chiesa è una benedizione, perché io penso che il Signore si serve di lei per dare a tanti, e soprattutto anche di contemplare
quest'opera del figlio tramite sicuramente tanti racconti e tante narrazioni. Eh sì, abbiamo parlato della preghiera, di questa unione di Carlo con Dio, non dobbiamo neanche trascurare il fatto che Carlo era una persona di grandissima carità. Antonia, ma si sente un po' responsabile di essere la mamma di un santo? Ah, sente addosso la responsabilità. No, l'ho detto, è casuale, nel senso che Dio scrive dritto nelle righe storte e a volte il Signore, no? Pensi a Mosè che è stato, diciamo, gli è stata data questa grande missione che, diciamo, babbettava, no? Non sapeva neanche parlare bene, quindi voglio dire che a volte è proprio così che si manifesta la potenza di Dio, no? Che a volte sceglie quello che il mondo non sceglierebbe, capito? E quindi anche nel caso mio penso sia la stessa cosa, però insomma, poi con la grazia di Dio, appunto fa dritte le cose, ecco. E certo che è indubbio che è una responsabilità perché Carlo è pregato in tutto il mondo, ha tanti fedeli, tanta gente, tanti gruppi di preghiera, persone che si rifanno a lui, alla sua spiritualità, che poi è una spiritualità molto semplice, essenziale, fondamentalmente una spiritualità basata sui sacramenti, sulla parola di Dio, il rosario. Quindi diciamo è possibile imitarlo, Carlo, ecco, non è una santità, ecco, di uno stigmatizzato, uno che ha le visioni, le apparizioni, questo bisogna dirlo perché diciamo che la santità nell'ordinarietà, che è la cosa migliore, perché questi doni mistici che Dio dà sono grazie gratis date di cui non si ha nessun merito e che ci tolgono in un certo senso merito, perché è più difficile dire il rosario a una persona che magari non ha queste estasi o queste cose speciali e magari si distrae, ha mal di schiena, no? Però lo fa per amore di Dio, per fede, no? Che è uno che magari ha tante consolazioni spirituali che però poi ti tolgono merito, come disse lo stesso Sant'Ignazio di Antiochia, un grande maestro di spiritualità che aveva queste cose mistiche, alla fine disse sarebbe stato meglio non averle, lui che era un grande maestro di spiritualità. Quindi sicuramente, ecco, Carlo ci insegna che il cammino della via dell'ordinarietà che può diventare straordinarietà se mettiamo e apriamo le porte del nostro cuore a Cristo, il quale fa nuove tutte le cose e veramente può fare delle nostre vite dei capolavori. Padre Bucolo, può fare della nostra vita dei capolavori, dice Antonia Salzano. Esattamente, giustamente quello che un po' la mamma sta dicendo, ciò che Carlo ha vissuto è alla portata di tutti se c'è questa docilità, questa risposta, e questo è profondamente vero. E il fatto che quella frase che ormai è diventata un assioma per tutti nasciamo originali. E questo è il dono grande che secondo me tutti siamo chiamati a custodire, solo essendo noi stessi, vivendo nella verità, con la relazione col Signore, sbocca quel capolavoro che il Signore ha pensato per tutti noi. Grazie Padre Bucolo, grazie Antonia Salzano per essere stata qui con noi, per aver parlato di Carlo Acutis, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui e allora buona santità a tutti. Grazie. Alla prossima.